Loro veramente vengono dalla Francia, l'avete ben sentito, e per la prima volta corrono. Adesso andiamo con il numero 81. Numero 82. Voglio salutare l'altro equipaggio, tutto femminile. 83. Partecipazione al Salento. Nella sua Opel Corsa GSI 16 valvole, salutiamo. Che? Cosa devo vedere? Ah, che meraviglia! Guardate che cosa c'ha sulla macchina. È un tifosissimo del Lecce e si è scritto su Forza Lecce in Serie A per sempre. Puoi salutare qualcuno? Ringrazio soprattutto mia moglie e soprattutto tutti i tifosi del Lecce, perché finalmente dopo un anno di purgatorio siamo ritornati in Serie A, speriamo di rimanerci per un bel po'. A differenza di quelli di Varese, noi ci teniamo alla Serie A. Grazie Leone, in bocca al lupo. Un grande tifoso del Lecce che ha voluto scrivere il suo amore per il Lecce sulla macchina, Rocco Armando Leone. E il navigatore è Di Maglie, 38 anni, Giovanni De Giuseppe. Corrono per la Rubicone Corse, che è una scuderia della Romagna. Blinding, curves need blinders so they could step out of bounds quick to sight. Numero 84, Santo Siciliano e Vincenzo Forte. Corrono per la Rubicone Corse, la scuderia romagnola di Rocco Armando Leone. Allora, Santo, siamo sulla buona strada. Da 20 anni che tanto la partenza del Rally del Salento, quindi siamo pronti. a
fare delle battute, cosa farai questa gara? Che tipo di condotta? Ma sicuramente ancora il viaggio del talento è la lunghezza, perché è lungo, quindi hai possibilità di divertirti veramente. Per quanto riguarda poi la classifica si vede, perché il fatto che il rally ha tanta difficoltà non ti permette di programmare già dalla partenza quello che può succedere. Quindi a metà gara vedremo, sicuramente punteremo alla classe e vediamo nella classifica del cielo di cosa si può fare. Santo Siciliano. Santo Siciliano. Ora va a riprendere sopra. Vai su.